Buongiorno Sicilia, alle 7:26 di mercoledì 17 maggio da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, parleremo degli aumenti non solo negli alimentari ma anche nei voli, naturalmente, che ci aspettano questa estate nella nostra regione, dove l'inflazione, teniamo presente, è più alta che nel resto dell'Italia. Siamo già a punte di 9 quando in Italia siamo intorno all'8,81. Poi bello avere la conferma delle spiagge bandiera blu in Sicilia, sono 11, però sono ancora troppo poche, e poi ci divertiremo con Toti e Totino. Ma prima di tutto le novità nell'hotspot di Lampedusa. Come sapete, dal 1° giugno passa alla gestione della Croce Rossa, sarà ristrutturato, non ci sarà comunque un ampliamento della capienza, ma ci saranno nuove strutture in altre località. Sono Vizzini, Pozzallo, Catania, Messina, Caltanissetta e Trapani, e questo dovrebbe evitare quel sovraffollamento pazzesco cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Vediamo. Noi vogliamo dare il nostro contributo affinché Lampedusa diventi davvero il baluardo dell'umanità. Lavorerà con dedizione e con tutta l'esperienza e i mezzi a disposizione la Croce Rossa italiana per garantire ai migranti sbarcati a Lampedusa un trattamento da esseri umani. Nell'isola, che negli intenti sarà il baluardo dell'umanità, l'insediamento della Croce Rossa avverrà nella notte del 31 maggio per iniziare ufficialmente l'attività di gestione dell'hotspot dal 1° giugno. Le donne, gli uomini, i bambini che arrivano devono poter avere i beni di prima necessità, un'adeguata assistenza medica e soprattutto l'ascolto, il supporto psicosociale, perché sono persone che hanno vissuto un viaggio terribile, denso di pericoli, denso di traumi, denso di sofferenze, e probabilmente hanno anche perso qualche congiunto. Saranno circa 70 gli operatori presenti, con uno appositamente dedicato per ogni 10 migranti. Lo si è appreso durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre al presidente della Croce Rossa Valastro, il prefetto Valerio Valenti, commissario dell'emergenza migranti, e il direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa italiana, Ignazio Schintu. È stato però precisato che non verranno eseguiti lavori di ampliamento e che il numero degli ospiti rimarrà sotto il 400. Oltre a beni essenziali, si lavorerà per favorire il ricongiungimento familiare. Si prevede anche una nuova modalità per la raccolta di nettezza urbana con compattatori al molo e nei pressi del centro. Saranno aumentati anche i mezzi di trasporto, aerei e navali, per il trasferimento dei profughi, che dovranno rimanere nell'hotspot il più breve tempo possibile. Il prefetto Valenti ha annunciato lavori di revisione del capitolato per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione dei centri di prima accoglienza, che non vorrà dire un aumento dei costi, piuttosto una rimodulazione dei servizi. Ad esempio, la possibilità di avere un medico a chiamata rispetto a un medico fisso assunto, oppure la fornitura di posate, non usa e getta ma duratura. I fondi possono essere utilizzati anche per realizzare le strutture di trattenimento finalizzate ai rimpatri all'interno degli hotspot per chi proviene dai cosiddetti paesi sicuri, tra cui Tunisia e Costa d'Avorio. Negli stessi hotspot, ha aggiunto Valenti, ci saranno dunque aree destinate a questi migranti, che al momento non saranno realizzate a Lampedusa, dove la situazione è già complicata, ma si partirà da Calabria e Sicilia. Nelle due regioni si prevede anche il reperimento di nuovi 1.000 posti per i migranti, in particolare nell'isola, in una decina di strutture a Vizzini, Pozzallo, Catania, Messina, Caltanissetta e Trapani, con l'utilizzo di 2 beni confiscati alla mafia. Potenziamento della videosorveglianza per garantire un maggiore presidio del territorio del centro storico di Catania. Questa è una delle decisioni che è stata presa dal vertice in prefettura nella nostra città del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo la brutale aggressione al turista polacco che sta ancora in gravi condizioni, un fatto molto grave che avrà delle ripercussioni, temiamo, purtroppo sul turismo nella nostra città, e che ha suscitato grande allarme proprio in Polonia. Vediamo. Dopo la brutale aggressione a un turista polacco avvenuto venerdì notte nel centro storico di Catania, si è riunito oggi il tavolo per la sicurezza presieduto dal prefetto Sua Eccellenza Maria Carmela Librizzi. La notizia dell'aggressione ha travalicato i confini nazionali, costringendo le forze dell'ordine e le istituzioni a dare immediate risposte alla cittadinanza, sconfortata dal dilagante senso di insicurezza che ormai da mesi si percepisce in città. Noi oggi valuteremo col commissario, che già mi ha anticipato, questo ripristino di telecamere che erano inattive e l'attivazione del resto delle telecamere, perché una città videosorvegliata non ha un effetto solo deterrente, che può essere significativo, ma lo ha anche sotto un altro punto di vista, che è quello di consentire
quell'aggressione che non possiamo sempre evitare, ci consente di trovare i responsabili. Le condizioni del turista polacco restano gravi ma stazionarie. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania. L'ambasciata polacca chiama ogni giorno la direzione sanitaria del nosocomio catanese per avere notizie sul proprio connazionale. L'impegno delle forze dell'ordine è a 360 gradi su questo episodio, perché è un episodio deprecabile, è un episodio che evidentemente aumenta il senso di insicurezza del cittadino, ma soprattutto evidentemente colpisce anche un turista, e questo non può essere assolutamente sottovalutato. Intanto continuano le ricerche e si stringe il cerchio attorno all'aggressore proprio grazie alla videosorveglianza, in questo caso privata. Con molta probabilità potrebbe trattarsi di un cittadino straniero extracomunitario. Angelo, i giornali ne parlano ancora? Ne parlano, sì. Portiamo allora dalla Sicilia di Catania il comitato dopo la rapina al turista. Vediamo se riusciamo a vedere la pagina. Eccola qui, città sorvegliata con 300 telecamere. Questa è la decisione che è stata assunta nella giornata di ieri. Una parte proprio della riunione è stata dedicata al sistema di televigilanza dell'intera città. Su tutto questo e su questo aspetto c'è stata una precisa interlocuzione, come abbiamo sentito anche dalle parole del prefetto, con il commissario Pietro Mattei, che prevede la risoluzione nell'arco di pochissimi giorni di alcune problematiche che riguardano 90 telecamere inattive. Questa la situazione per quanto riguarda la riunione di ieri in prefettura. Adesso invece vediamo la prima pagina della Sicilia di Catania. L'apertura della Sicilia è dedicata al ponte, perché la Camera dice sì al decreto, il ponte sullo stretto. Ci sono state delle proteste in aula, Barbagallo del PD denuncia 1000 incertezze, Rampelli di Fratelli d'Italia, alt alle Archistar, sia identità nazionale. Queste insomma le schermaglie alla Camera, che da oggi comincerà l'esame di quelli che sono poi gli articoli. Insomma, a presto dovremmo avere il via libera definitivo di tutto. Ieri è stata votata la fiducia al decreto. Poi a Catania un prete da Guinness, celebrati nell'oratorio di San Cristoforo i 105 anni di Don Rodolfo Di Mauro, il salesiano più anziano del mondo, pensa. Complimenti, 105 anni. Allora, poi ancora, vedi, parliamo di politica regionale, un chiarimento Schifani-Galvagno, il 25 e il 26 Conte sbarca in Sicilia. Ovviamente si parla anche di amministrative, ma si parla anche della inattività dell'ARS, che continua a fare discutere. Poi si celebrano 30 anni, pensa alla cottura del boss, quando arrestammo Santa Paola, il dietro le quinte dello storico Blitz, il racconto di Busac. Parliamo chiaramente del procuratore magistrato Busac. Allora, poi ancora due notizie oggi mi piace sottolineare di sport. Una che riguarda la Champions, perché ieri si è celebrata la sera, diciamo, della semifinale tra l'Inter e il Milan. Ha vinto l'Inter, ha battuto il Milan, ha sconfitto anche al ritorno. C'è stato decisivo il gol di Lautaro, dopo il 2-0 all'andata ha rivinto di nuovo l'Inter. E poi oggi il Catania va a Brindisi, serve una vittoria per proseguire il cammino tricolore e ci aggiungo io, oggi è una giornata importante perché l'Orizzonte insomma è impegnata in vasca e punta alla vittoria del 23esimo scudetto della pallanuoto femminile. Torniamo sulle notizie che riguardano il ponte, perché l'Unione Europea e il piano Afro-Euro-Asia nei nuovi corridoi di trasporto la Sicilia è centrale proprio con il ponte. Alleanze e investimenti per 300 miliardi, reti estese verso i Balcani e il Mediterraneo, Salvini, Cox, fondi per opere e porti nell'isola. Insomma, si punta davvero alle infrastrutture, i fondi per le opere. Per il 2021-27 la Commissione Europea ha messo a punto programmi di finanziamento tenendo conto di obiettivi del Green Deal europeo e della necessità di attrarre capitali privati. Quindi insomma l'Europa in qualche modo
ci dà una mano e noi dobbiamo cercare di essere, diciamo, pronti a raccogliere questa sfida. Sì, della Camera al decreto sullo stretto di Messina, abbiamo già detto dell'attenzione che c'è stata in aula, Barbagallo del Partito Democratico, ci sono 1000 incertezze, Tardino, nessuno prima chiese i fondi dell'Unione Europea, e poi Rampelli dell'Unità Nazionale, no ad Archistar. Questa è la situazione, insomma si continua a discutere, ma l'opera dovrebbe essere licenziata, diciamo così, dal Parlamento, no? Poi la cronaca sulla pagina dedicata alla città di Catania, abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali anche nella giornata di ieri, prestiti agli amici a tassi del 490%, pazzeschi. Il blitz sotto traccia della squadra mobile che smantella un giro di usure, sono stati 9 persone arrestate e concedevano denaro a strozzo sfruttando l'indigenza della gente nel periodo della pandemia. Una brutta storia che leggiamo e di cui ci siamo già occupati. E poi ci sono un paio di notizie che riguardano, intanto parliamo di medicina, perché si va addirittura verso l'addio al vaccino anti-influenzale annuale. È stata testata su 50 volontari la formula universale a mRNA senza richiamo. Queste sono le nuove frontiere. Cioè per sempre. Per sempre, fai una volta e non dovresti più rifare il vaccino annuale, poi bisogna Bellissimo. vedere se si farà un richiamo, non si sa. Però insomma queste sono le nuove frontiere che arrivano dalla medicina. Questa è la Sicilia di Catania. Adesso andiamo alla edizione di Repubblica di Palermo. L'apertura è con il sogno della città dei diritti LGBTQ+. L'incontro, c'è stato un incontro fatto con Repubblica, la sua riunione di redazione dei cantieri culturali insieme al coordinatore del Palermo. Perché oggi è la giornata contro l'omofobia, la giornata dei diritti, e quindi loro lo celebrano così. E poi attenzione, perché abbiamo parlato prima dell'emergenza Lampedusa, arriva la Croce Rossa, però Repubblica scrive: i lavoratori dell'hotspot rischiano il posto. Questa è la situazione che si prospetta. C'è un retroscena invece per quanto riguarda la politica. Per le europee nel PD spunta l'ipotesi di Claudio Fava che possa essere candidato nelle liste proprio del Partito Democratico. Poi, a proposito di quello che dicevamo, no? L'AS, maggioranza in stallo, Schifani detta l'agenda per superare la paralisi, le ex province, lo psicologo di base tra le priorità che sono state individuate dal governatore. Vertice a Roma per rivedere gli accordi. Insomma, si prova a fare qualcosa. Schifani dice: datevi da fare almeno. In qualche modo, insomma, deve riprendere questa attività all'ARS. Lampedusa, ci torniamo con l'arrivo della Croce Rossa in bilico il posto di chi lavorava nell'hotspot. L'affidamento diretto della gestione non prevede la clausola sociale che impone la conferma degli operatori attuali. Il presidente della Croce Rossa Abbiamo sentito poco fa. Sì, infatti, dice si candidano per selezioni, poi vedremo, verso 5 nuovi centri in Sicilia. Ne abbiamo nominati, già parlato. Allora, dalla Repubblica siamo al giornale di Sicilia, quindi l'apertura qui è politica, c'è l'accordo su nuove leggi ma all'ARS è ancora flop. L'intesa prevede di accelerare i lavori da giugno, ma nelle stesse ore a Sala d'Ercole è mancato il numero legale. No, e ora adesso arriva lo stop per le elezioni. Sì, continua. Praticamente non c'è possibilità di mettere in moto, perché di fatto si deve mettere in moto il Parlamento che ancora non ha lavorato così come avrebbe dovuto. Ponte sullo Stretto, c'è il primo via libera della Camera, lo leggiamo sulla prima pagina anche sulla prima pagina del giornale di Sicilia. E poi ancora a Campobello di Mazara scatta l'interdittiva per la Coop Cibus. L'amministratrice è sorella di Lorena Lancieri, vivandiere di Messina Denaro. E quindi c'è questo provvedimento. Anche qui richiamo in prima sullo sport, inevitabile stamattina, il Milan si inchina, l'Inter vola a Istanbul dove si giocherà la finale di Champions. Stasera scoprirà l'avversario l'Inter tra il Manchester City e il Real Madrid. Palermo, Barbera verso il tutto esaurito, perché venerdì c'è questa partita decisiva con il Brescia in chiave play-off. Insomma, la squadra di Corini punta a inseguire questo
traguardo, probabilmente forse insperato all'inizio di stagione, quantomeno si pensava ad una serena salvezza e poi si poteva programmare per la nuova stagione. Intanto dalla Gazzetta del Sud, ok al Ponte e a Messina e Villa. Passa l'ordine del giorno che coinvolge i due comuni nella realizzazione proprio dell'opera. Dopo aver ottenuto la fiducia, il decreto conversione in legge ha approvato alla Camera a larga maggioranza, quindi c'è questo passo importante. Attenzione poi anche lo stretto set d'eccezione di Masterchef, perché insomma le nostre meraviglie, la Sicilia viene in qualche modo apprezzata, ma davvero a tutti i livelli, possiamo dire, cinema, fiction, tutto quello che si può, programmi televisivi, si può realizzare, a questo punto la Sicilia si sta riscoprendo. Poi c'è una notizia che riguarda la cronaca giudiziaria, condanna definitiva per Rosario Cattafi, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermata la pena per 6 anni, la sentenza sancisce la sua appartenenza a Cosa Nostra barcellonese, quindi un punto fermo viene messo con questa sentenza. L'emergenza migranti, verranno raddoppiati i posti negli hotspot in Sicilia e Calabria, ce ne siamo occupati, l'abbiamo anche visto. Poi a San Fratello la frana fa paura, il comune invoca lo stato di calamità perché insomma la situazione del nostro territorio è veramente fragile. È molto molto fragile. A Barcellona gioco d'azzardo, estorsione e usura, in 6 sono andati a giudizio e poi vedi, i fondi del PNRR servono in qualche modo. Il centro sportivo a Roccalumera, siamo sempre nel messinese, potrà riaprire grazie a questi fondi. È stato chiuso un anno fa perché ormai insicuro, tornerà ad una nuova vita grazie all'assegnazione di 1 milione di euro di fondi del PNRR. Buono, e quindi insomma, in qualche modo dobbiamo cercare di sfruttare quanto l'Europa ci sta mettendo a disposizione. Torniamo alla politica, anche qui Schifani prova a scuotere gli alleati, ma anche ieri l'Assemblea regionale si è trascinata nel vuoto senza votare l'unica legge all'ordine del giorno. Delineato un percorso per le riforme, il vertice di maggioranza per affrontare la paralisi all'ARS e l'assenza dei progetti normativi, ma mi pare che al momento c'è poco, diciamo, da fare assolutamente. Restiamo ancora sul giornale, sulla Gazzetta del Sud, perché parliamo di Messina proprio. C'è l'ultimatum dalla Corte dei Conti, il 18 luglio l'adunanza finale del dentro o fuori. Si parla evidentemente del dissesto, il sindaco Basile, daremo informazioni esaustive nel documento del magistrato istruttore, un lungo elenco di criticità, dai debiti al contenzioso. La relazione 106 pagine trasmessa al Comune, c'è tempo fino a 7 luglio per ulteriori chiarimenti richiesti. Insomma, il Comune proverà in qualche modo ad evitare il dissesto in cui davvero rischia di precipitare. Poi una notizia di cultura, Tao Book esplora le libertà, oltre 200 eventi ed ospiti da 30 paesi diversi, tra cui le scrittrici che riceveranno i Tao Awards, Annie Ernaux e Azar Nafisi, ancora Joyce Carol Oates. Questi sono i nomi per il potente tema dell'edizione 2023 presentata proprio nella giornata di ieri a Palermo. Diciamo che per questa mattina, almeno per la rassegna stampa regionale, ci possiamo fermare qui. Fra poco vedremo i giornali nazionali. Tra poco i quotidiani nazionali, state con noi, sono le 7:44, buongiorno Sicilia. Sicilia, 7:46 di mercoledì 17 maggio, se non siete ancora usciti, tutti i quotidiani sono per voi con Angelo Gagliano. Allora, torniamo adesso alla lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali. Cominciamo da Repubblica perché l'apertura è dedicata all'autonomia che divide l'Italia, la battaglia sulle riforme. I tecnici del Senato hanno pubblicato online un dossier che boccia il testo del DDL, aumenta le diseguaglianze tra le regioni. Palazzo Madama si difende, è uscito per errore, l'ira di Calderoli e investe anche la Russa, così fate il gioco delle opposizioni, quindi evidentemente qualcuno dentro la maggioranza non condivide forse questo testo. L'appello della Schlein, uniti ai ballottaggi, ma i 5 Stelle restano freddi, questo per quanto riguarda le amministrative. Poi andiamo a vedere cosa succede anche nel mondo. Su Kiev, prima sfida tra missili high-tech, gli ipersonici russi contro i Patriot degli Stati Uniti.
E poi sempre per la guerra, Putin e i ragazzini educati proprio alla guerra con giovani generazioni mandate addestrati proprio fin da piccoli. Poi c'è questa fotonotizia che è davvero drammatica, è eloquente, c'è l'emergenza maltempo, c'è anche un disperso. Come sapete sì, ci sono 2 morti purtroppo, è una dispersa. L'Emilia Romagna va sott'acqua, la fuga anche sui tetti, perché per scappare alla furia dell'acqua ci si rifugia chiaramente ai piani alti, addirittura sui tetti delle case. Anche qui, come vedete, si parla di Champions, l'Inter batte i rossoneri, vola in finale, metà Milano piange, l'altra metà ride, evidentemente sono sulle sponde opposte, colori diversi. Poi lasciamo la prima pagina di Repubblica, siamo al Corriere della Sera, in apertura qui c'è ancora le amministrative, sono le amministrative, il voto premia Meloni e il Partito Democratico, il crollo del Movimento 5 Stelle e Macron sui migranti, non lasciare Roma da sola. Quindi la Francia cambia atteggiamento. In qualche modo c'è un riavvicinamento dopo le tensioni che ci sono state nelle settimane scorse. Fiumi in piena, fuga sui tetti, anche qui si riprende il tema del maltempo, centinaia di sfollati, soccorsi a nuoto, stop ai treni, oggi altro allarme, la Premier pronti a intervenire. Alluvione in Romagna e nelle Marche, il sindaco di Cesena, una catastrofe, quello che dice il sindaco di Cesena. Poi fotonotizia, anche qui Lautaro gela il Milan, l'Inter vola in finale, parliamo evidentemente ancora di Champions League, sulla prima pagina anche del Corriere della Sera. Andiamo alla Stampa. È più politica l'apertura della Stampa, Meloni-Schlein a confronto, una partita doppia, così scrive il giornale di Torino, la sinistra scommette sui ballottaggi per ribaltare il voto nei comuni, Renzi scippa 3 deputati a Calenda e quindi c'è sempre la guerra del terzo polo. Il terzo polo non ha pace assolutamente, la Premier dice uniti continuiamo a vincere, la Schlein il Partito Democratico, partito delle città, e chiama nel Movimento 5 Stelle e il terzo polo per mettere insieme insomma questa forza di opposizione. Anche qui vedete la foto, una bella foto notizia impressionante, il maltempo fa paura, le bombe d'acqua e le nostre colpe, una riflessione su quello che è stato fatto o quello che non è stato fatto. Mario Tozzi, importante. Quindi bisogna fare una riflessione profonda. E poi come vedi si parla anche di salute, perché si parla di apartheid oncologico, la Murgia denuncia tra mutuo e polizze, i malati sono tagliati fuori, scrive ancora. Poi oggi, ne parlavi tu, l'accennavi, è la giornata della omotransfobia. Io, ragazzino trans salvato da un fumetto, c'è evidentemente una storia raccontata. E poi parla Pellegrini, campionessa, insomma, che ha regalato tante soddisfazioni all'Italia. Pellegrini e il sesso, donne discriminate. Ne abbiamo parlato ieri durante Buongiorno Sicilia, c'è l'intervento stamattina della Pellegrini su questo tema. Adesso siamo alla Sole 24 Ore, perché c'è un allarme Sole 24 Ore riguardo agli Stati Uniti, rischio bolla dal debito privato. Insomma, dobbiamo sempre temere, abbiamo sempre paura di quello che possono essere anche i nostri risparmi, possono essere travolti. Poi gas, offerte boom alla prima gara di acquisti comuni dell'Europa, quindi l'Europa compra il gas insieme. Da 25 fornitori, offerte superiori alla domanda per sostituire la Russia. Questa è una mossa strategica positiva per l'energia a livello europeo. E poi siamo sul Messaggero, c'è qui l'apertura sul maltempo, la trappola del fango con i vigili del fuoco che aiutano evidentemente i cittadini che sono rimasti diciamo in panna oppure intrappolati nella loro abitazione a lasciare la situazione di pericolo. E si torna anche sull'autonomia, autonomia ad alta tensione, scrive il Messaggero, quotidiano, lo ricordiamo, della Capitale. I tecnici del Senato pubblicano sul web il report, così la riforma aumenterà le disparità. C'è stata poi la retromarcia e una bozza, il Partito Democratico, testo spacca Italia, Fratelli d'Italia gela la Lega, ora
referendum. Insomma, mi pare che c'è anche una tensione all'interno della maggioranza su questo. si capisce, si evidenzia come non ci sia accordo e non ci sia diciamo, piena intesa. Allora siamo al Fatto Quotidiano. Arriva il reddito di belligeranza, questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, decreto lavoro, 15 milioni all'industria militare nel DL che taglia il reddito di cittadinanza, quindi si punta l'attenzione su questo. Quindi loro lo chiamano reddito di belligeranza. Perché sono state stornate queste spese, sono andate evidentemente in un'altra direzione. Poi siamo adesso al Giornale, leggiamo la farsa del processo Ruby, non andava neppure fatto, verità sull'imboscata al Cavaliere, scrive il Giornale. I giudici criticano i PM nelle motivazioni dell'assoluzione, ma la procura farà ricorso. I legali, difesa non garantita. Insomma, sono fatti che si trascinano ormai da decenni, direi, su questo fronte. Poi il centrodestra è più forte, buco nell'acqua della Schlein, scrive per le amministrative. Senato, primo sì al ponte, Salvini, fatti non parole, a proposito del ponte sullo stretto, e anche qui si torna a parlare di Macron che tende la mano, non lasciamo sola l'Italia, il presidente è francese. un cambio di atteggiamento. Assolutamente. Vediamo cosa scrive il Libero, la mucchiata pubblica. La Schlein nel panico implora aiuto, lo studio sulle comunali, il PD Conelli non ha affatto preso voti, si torna al vecchio, alleanza Movimento 5 Stelle, centro contro le destre, dentro. Qual è il quotidiano che diceva che a vincere erano stati anche PD? Questo c'è esattamente l'opposto. Cioè, sono letture praticamente. Non ha affatto vinto. Esattamente. Poi tutti gli errori delle toghe sul CAV, le motivazioni della sentenza sul processo Ruby. E poi c'è un ritratto di Sgarbi, che è sindaco di 4 città, sono pronto per il Quirinale, dice lui. Lo salutiamo Sgarbi. La relazione, poi il blitz in Senato per fermare l'autonomia, questa è la situazione a proposito del diciamo di questo decreto che fa tanto parlare. Attenzione, fermate la fiera dell'utero in affitto, lo scrive La Verità, dietro Wish for a Baby, il segreto di Pulcinella, formalmente si offre assistenza alle coppie con problemi di fertilità, di fatto serve a propagandare, a permettere all'estero la gestazione per altri, una pratica vietata nel nostro paese. E poi fotonotizia su Renzi, il suo giornale li dà per assolti, ma per i genitori di Renzi al processo si mette male. Insomma, queste sono beghe poi che riguardano. Lo segue La Verità, ma gli altri non mi pare che lo nessuno, no, seguendo. mi pare che in questo momento nessun altro ne parli, nessuno resti indietro. Vedete poi invece la posizione di Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi italiani, la Caritas in audizione al Senato, l'assegno di inclusione sia una misura universale senza distinzioni, e poi soglie di reddito diverse per area geografica, le ACLI, donne immigrate nel sud, le persone più a rischio e diciamo a rischio povertà. Questa è la relazione, la situazione sociale che viene monitorata dal terzo settore Avvenire punta per l'appunto l'attenzione. Anche qui l'autonomia aumenta le disuguaglianze, caso per un messaggio dei tecnici. Gli è scappato a quanto pare, gli è scappato. Si parla anche di maltempo, evacuati danni per alluvione Emilia-Romagna e Marche, piogge intense, fiumi straripati, si teme il peggioramento. Questa è la cosa impressionante, che continua e addirittura può peggiorare, con migliaia di persone che sono state costrette a lasciare casa. Leggiamo anche la prima pagina del manifesto. La Schlein, nelle città il PD supera Fratelli d'Italia, questa è chiaramente la tesi. All'opposto di quelli di prima. Esattamente, di quello che abbiamo letto prima, e ancora senza tetto né legge. Come vedi ci sono i ragazzi, no? Accampati esattamente nelle tende, e poi vivere costa caro, l'inflazione corre, l'Istat registra
più 8,2% ad 8,2. aprile. Esattamente, con una nuova fiammata dei prezzi dell'energia, perché pare che l'energia stia tornando a correre. I consumatori accusano l'inazione del governo, che ritira l'emendamento sui 660 milioni per gli studentati, se ne riparlerà a giugno. Questa è la situazione che viene descritta. E questo dal è manifesto. 8,2 nazionale, Sì. tra poco noi ne parleremo, perché prevediamo una serie di aumenti per tutti i prodotti, soprattutto alimentari, dell'estate, ma teniamo presente che già sin d'ora la nostra regione ha un'inflazione, diciamo, intorno al 9, cioè se, come dire, gli altri non stanno bene, noi stiamo ancora peggio, se possibile, e siamo al 17° posto come reddito medio per abitante della Sicilia, ma ne parleremo fra poco con una serie di ospiti. E ancora Abbiamo qualche minuto in più ancora. E allora abbiamo la possibilità di leggere anche Il Tempo, Disperatelli, questo è il titolo. Il centrosinistra passa solo a Brescia e Teramo, ma la Schlein esulta, il centrodestra vince a Latina, Imperia, Treviso, Sondrio, tracollo dei 5 Stelle, Baccini si impone a Fiumicino, una smart city innovativa, Pisa al ballottaggio per 25 Comunque, voti. adesso, con tutto il rispetto, è la conferma del fatto che gran parte dei quotidiani italiani, come succede un po' dappertutto, abbiamo visto negli Stati Uniti, anche la televisione, cioè prendono parte attiva, non c'è più l'idea, è molto rara, ecco, della setticità Dell'informazione. Ormai i giornali sono quasi tutti schierati e uno deve sapersi orientare, insomma, e sapere, a seconda delle proprie preferenze, anche distinguere le notizie. Che c'è Osho, ma è Sì. mai presentato Osho così? Che dice, la Schlein dice, sbaglio, i sindaci sono tutti rossi, e Letta gli risponde, mi sa che te devi far vedere da un bravo armocromista. Non è perché male. una volta avrebbe detto sei daltonica, invece adesso usa dire l'armocromista. E poi c'è la Nazione di Firenze, che ha una foto davvero forte. Mamma mia, guarda. Vedi, il titolo è Sommersi. Diciamo che Qui dove veramente siamo? Che dice? Questo siamo è? piogge mai viste in Emilia Romagna sott'acqua. Qui siamo il salvataggio di alcune persone a Faenza. Sì, Questa è una delle peggiori situazioni che ci sia. Questa è, diciamo, una fotografia impietosa di quello che è successo e che sta succedendo. Chiudiamo stamattina con lo sport, ne abbiamo già accennato, ne abbiamo parlato. Dopo 13 anni ritorna in finale, parliamo dell'Inter, delirio Inter per la vittoria di ieri, ha battuto il Milan per 1-0. Il 10 giugno a Istanbul si gioca la Coppa e vedremo stasera l'avversario tra Real Madrid e Manchester City, ma non è soltanto la Gazzetta scrive, lo scrive anche il Corriere, Inter, trionfo finale. Bellissimo. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Sono le 8 in punto, è il momento di dare un'occhiata al meteo, più che mai importante in questo periodo, e poi torneremo parlando di cara estate, li prezzi però, State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione a interessare buona parte dell'Italia, con piogge, rovesci e temporali, fenomeni anche consistenti nuovamente tra l'Emilia-Romagna e le Marche. Per quanto riguarda la Sicilia, i margini di questo peggioramento: migliora il tempo, tra sole e nubi sparse, poche le precipitazioni, qualche piovasco durante il pomeriggio. Diamo poi uno sguardo a quello che succederà dal punto di vista termico. Un po' fresco di notte sull'entroterra, massime invece tra i 17 e i 23 gradi, punte di 26 gradi sul siracusano per venti tesi da ovest-nord-ovest. Nel corso di giovedì situazione ancora relativamente tranquilla, con ampi rassennamenti e clima per lo più asciutto un po' dappertutto. Le temperature non subiranno grandi variazioni, saranno ancora temperature assolutamente non fredde, anzi durante il pomeriggio possiamo notare su un po' tutte le zone di mare andremo oltre i 20 gradi. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Beh, adesso parliamo di cara estate, è ancora lontana, perché visto anche il tempo, sì vabbè, il meteo ci fa vedere il sole, però insomma è molto variabile, l'abbiamo visto anche ieri, vedremo oggi come andrà. Ma parliamo di cara estate perché parliamo di prezzi e vogliamo farlo con un esperto di queste cose, che è Francesco Lafauci, della segreteria nazionale del Codacons. Buongiorno e benvenuto. E poi l'assessore al turismo,
allo sport e allo spettacolo della Regione Sicilia. Eccola qua, vedete, assieme al nostro Marco Gullà e Elvira Amata. Grazie e benvenuti a tutti. Allora, abbiamo detto il quadro che non è confortante, ne parlavamo un minuto fa con il collega. Tra i capoluoghi la Sicilia spicca per aumento dei prezzi, perché se l'inflazione è all'8,2, tenete presente che Genova è la città più cara d'Italia, 9,7, e poi chi c'è? Palermo, 9,3 è l'inflazione, e subito dopo Catania con 9 di inflazione insieme a Milano. E siamo al 17° posto come reddito medio, cioè in realtà il nostro reddito non è quello dei livelli nazionali, 17.000 euro all'anno, dice l'Istat ufficiale, quando per esempio in Lombardia il reddito medio annuo è di 25.000 euro. In questo quadro, con l'inflazione più alta che il resto del paese e i salari più bassi, si inserisce il prossimo previsto aumento di un po' tutti i generi, soprattutto alimentari, dell'estate. Io vi faccio qualche accenno. Il Codacons ha fatto un elenco piuttosto dettagliato, è vero la Fauci? Sì. Hanno tirato fuori quelli che sarà un'estate da paura, almeno ancora voglia di fare in questo clima. Se si mette fermo davanti al microfono senza muoversi troppo, per favore, così la sentiamo bene. Allora, dicevo, ha dato una lista di quello che sarà il caro estate e quelle che saranno le fatture notturne di chi vorrà andare ancora in voglia di farle in questo. Gli aumenti saranno consistenti e particolarmente impegnativi. A parte, volevo dire, nella scala dell'inflazione nazionale, aver dimenticato Messina, che è una città a cui io vivo, in realtà è subito dopo Palermo. Tra Palermo e Catania è un primato che non possiamo condividere, ma c'è. È un fatto significativo che la Sicilia sia così compressa ai vertici di un caro vita che nell'estate, che notoriamente per noi è una specie di polmone di recupero sul piano economico, si affronterà invece con una prospettiva amara, ahimè. Io immagino che molti dovranno attrezzarsi come si faceva un tempo rispetto alle vacanze passate a mare con la colazione al sacco e il resto. Ci sono dei dati che sono importanti. I pacchetti di vacanza sono stati individuati con un aumento sul 26,8% rispetto allo scorso anno. Andare a mare, prendere un ombrellone e fare una consumazione ai lidi significa che andremo incontro a un aumento rispetto al 2022 tra il 10 e il 15%. Tutto il resto è una lista nera che basta leggerla, perché non è stato solo il Codacons. Stamane tutti i quotidiani, tutti i media, già dalle prime luci dell'alba, hanno riportato l'impatto dell'inflazione in questo contesto economico così disarmonico. Immaginate che anche gli hobby sono stati e sono nell'occhio del ciclone. Anche chi volesse attrezzare un esterno con immobili a giardini, si parla del più 4,6%. I trasporti tipo biciclette, autocaravan, le biciclette al 4,8%, l'autocaravan, i rimorchi e il resto al 15,6%. Cioè tutto ciò sta in imbarcazione, già siamo a un livello differente rispetto a una famiglia con un reddito medio, ma gli alimentari, i gelati vanno al 22,7%, il riso al 47%, il pesce fresco al 5,9%, poi non si capisce perché i surgelati addirittura pendono al 16,6%. Vabbè, fermiamoci qua per un momento, perché siamo già abbastanza, come dire, provati da questo lungo elenco di dolori. Allora, con Marco Gullà c'è l'assessore Elvira Amata, assessore regionale turismo, sport e spettacolo. La ringraziamo per aver aspettato e per essere con noi. Siete, come dire, naturalmente avete chiaro questo allarme che viene lanciato dal Codacons, così come da altre associazioni di consumatori. Prego. Intanto buongiorno a tutti. Certo, è chiaro che la situazione per noi è abbastanza evidente. Questo governo, non appena si è insediato, ha lavorato proprio per verificare quali potevano essere le criticità e quindi le priorità da affrontare. Il presidente Schifani
insieme al governo ha immediatamente tenuto conto, per esempio, della questione caro voli. Arrivare a Roma o a Milano partendo da Palermo o da Catania veramente aveva dei costi, ha dei costi esagerati. E questo non solamente per il turismo, che ovviamente ne risente, ma anche per i siciliani che magari devono recarsi a Milano per questioni di salute, o comunque per i nostri ragazzi che studiano fuori e hanno voglia di tornare a casa a Natale o a Pasqua. C'è veramente una situazione incredibile, quindi immediatamente il Presidente ha intanto fatto ricorso all'antitrust, nella considerazione che due compagnie sembrano praticamente lavorare in dualismo, quindi con pochi voli e costi alti. Diciamo che da giugno, grazie appunto a questo lavoro fatto in silenzio ma che sta dando i primi risultati, avremo un'altra compagnia a totale capitale privato, Aero Italia, che consentirà di avere almeno 6 voli, per esempio Palermo-Roma e Catania-Roma, e ovviamente anche l'itinerario al contrario, 3 quindi su Catania e 3 su Palermo. Ma Assessore, mi scusi, avanti, siccome noi questa questione dei voli la stiamo seguendo da tempo con particolare attenzione, ciò che ci segnalano è che in realtà per il momento questa funzione calmieratrice di Aero Italia non sta partendo, non sta avvenendo, i prezzi rimangono comunque alti. Diciamo però, anche se mi posso permettere, certo, che Aero Italia prenderà, insomma, tra virgolette, servizio da giugno, Assessore. Sì, infatti l'ho detto, cominceranno a giugno e certamente ci saranno dei costi molto più calmierati. E io ritengo anche che le altre compagnie si adegueranno. Comunque si crea competizione, cioè queste sono le misure che un governo può mettere in atto, e anzi penso da quando ci siamo insediati siamo arrivati a giugno, quindi i tempi non sono stati lunghi, cioè si è lavorato e concretamente si è arrivato a dare una risposta. Non è completa, per carità, però è quantomeno un passo avanti. Ok, allora sentiamo Mazza, per favore, la Fauci, chiedo scusa. Sulla questione del caro voli voi avete fatto subito una battaglia, è da tempo che vi state impegnando. Volevo dire, in realtà dico, non è che il governo ci ha pensato in maniera autonoma, anzi lo ringrazio che ha fatto la sua parte e ha carambolato, ma l'iniziativa è stata del Codacons. Il Codacons ha lanciato una campagna di comunicazione per comunicare una cosa che era sotto gli occhi di tutti, ma forse nessuno voleva evidenziarla. Questo sistema del caro prezzi rispetto ai voli è un problema atavico, si è reiterato e si ripete da sempre, se ne parla, se ne discute. Infatti anche in maniera provocatoria aveva lanciato, che poi non era tanto un'iniziativa marginale, anzi sta andando avanti con i tempi che ciò prevede, perché andare a mettere insieme dei capitali privati per poi fare magari una proposta al pubblico per capire se ci vuole stare, ma aveva lanciato l'iniziativa di costituire una compagnia aerea siciliana. Ma è un'idea che non è nuova, perché negli anni, nei trascorsi, se ne è parlato negli ultimi decenni più volte. Ora io dico, il problema non è solo mettere una compagnia in più o toglierne una da Ryanair che esce da Comis o altri, non voglio entrare nel merito. Il tema è usare un metodo per calmierare dei prezzi che devono rispettare tutti. Qual è il metodo? Ma guardi, il metodo, intanto io non vorrei deludere le aspettative, non è solo un sistema che riguarda il trasporto aereo. Il governo dovrebbe fare per questa Sicilia, e lo ripeto da almeno gli ultimi 15 anni, l'ho ripetuto a quasi tutti i governi, dovrebbe fare un piano industriale dove in mezzo ci stanno anche i trasporti. Noi abbiamo bisogno di sapere qual è il nostro futuro, non andando avanti con le emergenze come un malato che viene curato solo nel momento in cui ha la crisi, ma un soggetto che viene curato periodicamente con un monitoraggio e con una prevenzione, in maniera che non si trova, compreso questo caro prezzi che abbiamo d'estate, a dover fare i conti con un dato. Marco Goulà, vuoi girare questa osservazione critica? No, l'assessore sta sentendo tutto. L'assessore sta sentendo tutto, è proprio qui che tra l'altro, insomma,
Al di là del caro voli, possiamo dire, al di là del caro prezzi, parlavamo anche poc'anzi con appunto l'assessore Amata, dicevamo che le presenze sono in aumento in Sicilia. Allora, intanto volevo rispondere, perché non è che il governo vuole prendersi il merito di una questione, è chiaro che dobbiamo lavorare tutti verso la stessa direzione, quindi se il Codacons fa lo stesso percorso o comunque inizia un percorso e poi la politica risponde, questo già è un merito, cioè di buon governo. Detto questo, sono assolutamente d'accordo con la linea detta dalla Fauci, nel senso che bisogna programmare. In una regione c'è un governo, deve saper programmare, ed è quello che stiamo facendo, cioè deve avere delle priorità e deve lavorare non a compartimenti stagno ma proprio come governo, e questo è quello che stiamo facendo, cioè il turismo non lavora lontano dall'infrastruttura o dall'assessorato ai beni culturali, ma si deve lavorare in maniera sinergica proprio per programmare e riuscire a dare un buon governo che non sia solamente pensare alle emergenze, anche se quelle chiaramente ci sono e ne devi tenere conto. Il Codacons I primi risultati... Il Codacons invoca un piano cosa avranno a giugno? Sì, Prego. Allora, sì, ho risposto, è chiaro che ho detto che ero d'accordo e che il governo deve lavorare, un qualsiasi governo nazionale o regionale che sia, deve lavorare nel senso di una programmazione, quindi chiaramente deve avere anche un piano industriale. In ogni caso devo dire che in Sicilia quest'anno, cioè col 2023, chiuderemo con numeri importanti. Pensate che nel 2022 le presenze sono state quasi 15 milioni, cioè si sono raggiunti i numeri dell'anno, diciamo, che prendiamo come riferimento, che è il 2019, l'anno detto boom per il turismo in Sicilia, quando ci furono 15 milioni e oltre di presenze. Il primo trimestre del 2023 ci porta un dato che siamo a più 40% rispetto al primo trimestre 2022, sia in percentuali di turismo straniero che nazionale. Ecco, volevo dire, Marco, puoi dire all'assessore che adesso tra poco la costringeremo a stare un altro po' con noi, perché parleremo delle bandiere blu e quindi più specificatamente del turismo. Una domanda su questo punto del caro vita. La Regione può intervenire con azioni che possono calmierare soprattutto questo quadro che è stato delineato dei rincari della stagione, soprattutto per quanto riguarda gli alimentari e non solo? Ma chiaramente io ritengo che non sia un problema siciliano, ma è un problema nazionale. Veniamo fuori da una pandemia, veniamo fuori da altri problemi, la guerra, il caro bolletta, il caro energia, quindi c'è stato questo aumento incondizionato e incontrollato su tutti i generi, quindi io penso che già il governo nazionale debba monitorare questa situazione, questa questione. È chiaro che anche il governo regionale può farlo, ovviamente con incontri con le categorie di settore, anche perché dico, se noi non abbiamo questo grande arrivo di turisti, se noi non sappiamo accoglierli e non sappiamo coccolarli, rischiamo che non tornino, quindi è nell'interesse, diciamo, anche degli imprenditori. Perfetto, farlo. grazie Assessore, la prego di rimanere con il nostro Marco Gullà, facciamo una breve pausa. Buongiorno Sicilia, sono le 8:15 e poi parleremo di turismo ancora, di bandiera blu, e ringraziamo l'assessore che si ferma con noi. Ringrazio Francesco Lafauci dei Codacons. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:17, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Parliamo di bandiera blu, parliamo di mari puliti, mari preziosi della nostra regione. Abbiamo avuto 11, anche quest'anno, 11 bandiere blu.
ci fa molto piacere naturalmente. Già dalle parti di Messina, nella riviera di Messina, pensano di fare la Riviera Blu, perché ci sono 3 località, una in fila all'altra, che dicono possiamo farla diventare una vera e propria riviera. Però poi, se teniamo conto di quello che succede nelle altre regioni, notiamo che le bandiere blu siciliane sono poche, 11 rispetto a quelle liguri che sono 34, 22 in Puglia, Campania, Toscana e Calabria stessa 19, le Marche ne hanno 18, la Sardegna 15, siamo diciamo un po' il fanalino di coda o quasi. Torniamo a parlarne con l'assessore e ringraziamo perché si è fermata con noi Elvira Amata, assessore appunto al turismo, allo sport e allo spettacolo della Sicilia, insieme con Marco Cullà, grazie ancora. Poi c'è Claudio Mazza, che prima avevo evocato, invece eccolo qua, presidente della FEE, che è la Foundation for Environmental Education in Italia. Poi ci spiegherà cosa significa questa sigla così complicata. E poi avremo da Roma un attivista, uno che si batte per il nostro turismo, si chiama Edouard Tronchet, ed è lì che lo vediamo, adesso, forse tutto il viso tra poco. Allora, Mazza, ci spiega un po' cosa fate voi come FEE? Innanzitutto buongiorno. La FEE vuol dire Fondazione per l'Educazione Ambientale, è una fondazione che nasce più di 40 anni fa a livello europeo. Si basa proprio su quello che è l'educazione allo sviluppo sostenibile, oggi possiamo dire. Quindi inizia con alcuni programmi internazionali, dopo averli sperimentati per almeno 10 anni in alcuni paesi, perché affinché il risultato possa essere preciso, concreto. Bene. Questo è molto chiaro, e voi siete quelli che avete messo in evidenza che sì, 11 bandiere blu sono un bel risultato per la Sicilia, ma sono poche, vero? Sicuramente la Sicilia può dare molto di più in questi termini. Va anche compreso che il bandiera blu è prima di tutto un percorso, prima di essere una certificazione appunto su uno standard internazionale. Teniamo presente che questo standard oggi è presente in 65 paesi degli 81 dove la fondazione è presente. Adesso, prima di dare di nuovo la parola all'assessore per vedere un po' come vanno le cose, vorrei sentire Edouard Tronchet, che è a Roma, e lui ha qualcosa da dire anche a proposito delle bandiere blu. È vero, Edouard? C'è il collegamento? Non c'è. Assessore, le bandiere blu sono ancora un po' poche per quanto riguarda la Sicilia. Ma direi di sì, collegandoci alla questione che le presenze saranno per il 2023 veramente tante in Sicilia, parliamo di turismo sia estero che nazionale. Io penso che i comuni debbano attrezzarsi per proprio coccolare questi viaggiatori che arrivano, considerato che la bandiera blu prevede appunto un percorso per arrivare a questa certificazione, bisogna avere determinati requisiti che chiaramente significano migliorare i servizi e quindi l'offerta turistica. Noi per questo stiamo lavorando. Stiamo facendo un po' da cabina di regia, perché capite bene comunque la questione è in capo ai sindaci, quindi alle amministrazioni locali ed all'ARPA principalmente, ma l'assessore al turismo ha tutto l'interesse che funzionino i servizi e che aumentino quindi queste bandiere blu, per cui noi abbiamo un'interlocuzione abbastanza costante con l'ANCI, sia per la questione bandiere blu ma anche per esempio per la denominazione di comuni turistici, perché comunque danno anche dei privilegi ai comuni, no? Quindi anche in termini di risorse che poi possono reinvestire sui territori per migliorare ancora di più i servizi, in maniera tale che quando si accolgono i turisti ci si presenti con un biglietto da visita importante. Marco, vuoi continuare tu? Marco Cullà è con noi in collegamento insieme con l'assessore Amata. Sì, tra l'altro l'avete detto anche voi, la Riviera Blu di Messina, l'assessore ovviamente
arriva proprio da quelle parti, possiamo dire che è un'ulteriore comunque soddisfazione. Sì, sono pochi, però diciamo, Messina probabilmente è la provincia che spicca di più su questo fronte qui, Assessore. Sì, rispetto appunto alla, diciamo, alla collocazione di queste bandiere blu, Messina, la provincia di Messina diciamo che tiene il primato. Però siccome sono abituata sempre ad avere degli obiettivi davanti a me, mi auguro di poter a fine mandato riuscire ad avere un numero sicuramente maggiore di bandiere blu, perché è collegato certamente al turismo anche questo. Quindi l'obiettivo prefissato dall'assessore. Quali località puntate in modo particolare? Taormina, altre? Ma devo dire che la Sicilia ho sempre sostenuto che è un'isola meravigliosa, ogni angolo della Sicilia è bellissimo, quindi non mi piace puntare su questo o su quell'altro. Per me qualsiasi comune, qualsiasi meta può essere interessante, e quindi io penso che debba essere fatto un lavoro sinergico, ripeto, con l'ANCI, in maniera tale da stimolare tutte le amministrazioni, tutti i sindaci dei nostri comuni ad adeguarsi, no? ad avere quindi quei requisiti che li portano ad avere la bandiera blu, ma che li portano ad avere dei servizi ottimali. Assessore, le volevo chiedere, la bandiera blu, ma c'è un problema della pulizia delle acque, no? E quindi bisogna dotare i comuni che sono rivieraschi, diciamo così, di una buona depurazione, e sappiamo che in Sicilia c'è tanto da lavorare da questo punto di vista. Sì, questo è anche vero, infatti io dicevo che la responsabilità, diciamo, che è più in capo alle amministrazioni e all'ARPA. Certamente in questo anche il governo regionale attraverso il dipartimento, insomma, e quindi l'assessorato energia e rifiuti, dovrebbe essere questo l'assessorato di riferimento, può effettivamente dare un aiuto concreto alle amministrazioni. È chiaro che però come si dice, bisogna che si muovino e che si diano da fare intanto i sindaci, dopodiché è chiaro che ci vuole una risposta e un'accoglienza da parte dell'assessorato a ramo. Assessore e Marco, ecco, queste immagini che vediamo adesso fanno un po' impressione, ma insomma a quest'ora è la prima colazione. Questa è la fogna a Taormina e non è bellissimo, questo è uno spettacolo, diciamo... C'è uno scarico al mare che si dovrebbe assolutamente evitare. Assessore? Non le vediamo in questo momento le immagini, però dico, le possiamo immaginare. Ecco. Prego. E appunto dicevamo che la Sicilia va veramente benissimo in termini di numeri e di presenze, ma abbiamo anche detto che bisogna saperli accogliere questi turisti, e bisogna coccolarli, e bisogna che vadano via con un'idea di Sicilia bella, senza criticità. Queste criticità sono troppo evidenti obiettivamente, e quindi si deve intervenire con immediatezza, non possiamo perdere questo treno. C'è chi lo sottolinea questo. Stiamo andando alla grande e dobbiamo mantenere questi numeri, anzi aumentarli. C'è chi lo sottolinea, vediamo se adesso è in grado di collegarsi con noi Edouard Tronchet, che ci vuole parlare di che cosa? Prego. Sì, buongiorno. Le parole dell'assessore regionale sono sicuramente giuste e corrette. Quello che viene a mancare nella situazione specifica di Taormina è la volontà politica delle amministrazioni, perché negli ultimi 30-40 anni non si è mai voluto raggiungere quel tipo di obiettivi, quindi avere delle spiagge assolutamente pulite, i servizi giusti da offrire alla nostra clientela. Quindi questi sono i veri problemi da affrontare. Quando un'amministrazione come quella del sindaco Bolognari in carica ancora oggi ha proposto alcuni anni fa 9 campi boe nelle spiagge taorminesi, il che significa un vero e proprio porticciolo turistico in quelle spiagge, mi chiedo di cosa stiamo parlando. Ovviamente non possiamo mai pretendere un'aspirazione ad avere una bandiera blu nelle spiagge di Taormina nel caos attuale. Certo. E il caos attuale viene intensificato con le attività disorganizzate di barcaioli, chiunque arriva fa quello che vuole in queste spiagge. Grazie. Non è così che si gestisce l'ambiente.
Esatto, grazie a Edoardo Tronchè che ha fatto una precisazione molto importante, molto informato e documentato per quanto riguarda la situazione di Taormina, che naturalmente interessa un po' tutti, interessa anche l'assessore al turismo della Regione Sicilia, che ringraziamo ancora. Marco, una conclusione con l'assessore Viramata di pochi direi minuti. di dare qualche numero, perché come primo anno insomma l'assessore è spinta e soprattutto sostenuta dai numeri che ci saranno ovviamente in estate, soprattutto, assessore. Sì, abbiamo già dei numeri che sono abbastanza confortanti. Il primo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre 2022 già segna un più 40%, più 40, di presenze, più 40% di presenze in Sicilia tra turisti stranieri e nazionali, quindi stiamo andando bene. È chiaro che bisogna riuscire a ospitare questi viaggiatori facendo in modo che quando vanno via gli viene già nostalgia di ritornare. Certo. La soddisfazione è proprio vedere i turisti stranieri in Sicilia, credo. Sì, per esempio parlando di Taormina quest'anno sold out con turisti americani, grazie alla produzione che ha girato White Lotus a Taormina. Questo significa che per agevolare e implementare il turismo bisogna anche implementare il segmento del cinema. Perfetto. E questo lo stiamo facendo, cioè abbiamo in programmazione. Grazie all'assessore Viramata, grazie naturalmente a Marco Cullà che è stato con noi. Naturalmente per quanto riguarda Taormina bisogna anche tenere conto delle criticità che ha molto documentatamente messo in evidenza Edoardo Tronchè, che ringraziamo anche lui. Adesso facciamo una breve pausa, sono le 8:29, abbiamo ancora altre cose da fare, abbiamo anche da sorridere con Totti e Totino. State con noi, buongiorno Sicilia. Intervista a due, sempre da Toti. E grazie per la vostra disponibilità. Toti, ti senti più cacciatore o preda? Scusami se rido, ma naturalmente cacciatore. Nel mio palmarès si possono contare le più belle donne del mondo. Totino, anche tu cacciatore? Scusa se rido, ma mi hai guardato bene. Secondo me c'è solidarietà. Toti, qual è stato l'ultimo regalo che hai fatto, che hai dato a qualcuno? Un oggetto inutile che non mi piaceva affatto e che ho regalato ancora una volta. Totino, l'ultimo regalo che hai ricevuto? L'oggetto inutile che non piaceva a Toti. Toti, credi all'occultismo, al paranormale? Beh, io sono come San Tommaso, toccare per credere. Totino, credi al paranormale? Certo, e tu ne sei l'esempio vivente. Pare normale, ma non lo sei. Toti, di cosa hai paura? Toti, di cosa hai paura? Non ho capito, ripeti, perché guarda, io non conosco il significato di questa parola. Totino, di cosa hai paura? Io di niente, a parte il buio, i rumori, i gatti, i cani, la folla, le macchine, i semafori. Abbiamo capito. Toti, la tua pizza preferita? Una capricciosa con pomodoro, mozzarella, carciofi e salame piccante. Totino? Una capricciosa senza pomodoro, mozzarella, pomodoro e salame piccante. Capito. In vacanza dove e con chi, Toti? Beh, alle Maldive in compagnia dei miei migliori amici. Totino? Alle Maldive in compagnia dei miei migliori amici, se mi pagano la vacanza. Toti, una frase in francese. Sans l'amour, il n'y a rien. Tradotto? Senza l'amore non c'è niente. Totino? Una frase in francese? Sì. Le son di fastueux tu potront titouer, le monotoni di fesse toi. Che significa? Non lo so, non parlo francese. Toti, se potessi cambiare qualcosa nel mondo, cosa cambieresti? La violenza in amore, la guerra in pace, la povertà in benessere. Bello. Totino?
tutto quello che ha detto Toti, ma in più io cambierei la serranda che è rotta da 2 anni. No, ma che c'è? Eravamo altissimi. Vabbè. Toti, un aforisma per concludere. Beh, allora voglio citare un aforisma del grande Pino Caruso. Fummo cacciati dal paradiso terrestre per una mela. E poi dice che la frutta fa bene. Grande Pino, grande. Totino. Ne faccio anche uno io del grande Caruso. Sì. Lì dove il mare luccica e tira forte il vento. Pino Caruso. Pino Caruso. Suo fratello. Chi c'è? Quello è Enrico Caruso. Sarà il fratello. Ma chi c'è? Anzi, facciamo un applauso al grande Pino Caruso. Facciamo un applauso al grande Pino Caruso, direi. E lo teniamo per Toti e Totino. A Buongiorno Sicilia, in studio con noi Totino, benvenuto, e in collegamento Toti. E proseguiamo questa bella intervista a modo nostro, naturalmente. Adesso, che cosa ricordi del tuo primo incontro? Con chi? Con Toti? Sì. E non me lo ricordo perché ero appena nato e lui già aveva 1 anno e già ci siamo incontrati, per cui io non lo ricordo, non so se lui si ricorda qualcosa, dato che aveva 1 anno. Toti, cosa ti ricordi del vostro primo incontro? Ma essendo nato io per primo, mi ricordo che fu nel momento del suo arrivo su questa terra. Mi sono fatto una sana risata e ho detto vabbè, questo me lo prendo a lavorare con me, che devo fare? E lui assentì. Bene, cosa ti piace di Toti? No, dico, cosa ti piace? Ma tutto. Tutto. A parte lui tutto. Toti? Ma direi completamente niente, proprio a zero totale. E cosa odi di lui? Odio niente, odio niente. Odio niente perché abbiamo i nostri caratteri, ci scontriamo, cioè, però dai, odiare no. Niente. Anche battibecco, ma odio no. Anzi, insieme da una vita. Toti? No, sono d'accordo sul fatto che l'odio fa solo male. Niente, ci sarebbero da sistemare un po' di cose, però ormai per questa vita va bene così, dai, lasciamo perdere. Vabbè, però cosa cambieresti? Dai, allora, sistemare un po' di cose, vediamo tu che dici. Cosa cambierei? Quanto dura questa trasmissione? Qualche minuto ancora. No, allora non ce la facciamo, lascia stare. Tu? Cosa cambierei? Sì. Lui. Vabbè. Tu lo sai qual è il suo film preferito? Il suo film preferito credo che sia... Ma tu li vedi i film, Toti? Sì, ogni tanto qualche cosa la vedo. E qual è il tuo film preferito? Perché un turno mannattia, io non lo so. Il mio film preferito è... Perché hai scelto lui? Ma esiste questo film? No? E l'hanno fatto e tu non ti vieni in mente? Sì, il mio film preferito che raffigura molto Toti è Frankenstein Junior. Raffigura molto Toti. Solo che nel frattempo sono pure cresciuto, non sono più Junior. No, vabbè, Senior, ma sempre Frankenstein. Senior. E il colore preferito? Il mio è rosso. Perché? Perché mi dà vita, è vivo, è un colore vivo. Toti? No, vabbè, il rosso è troppo impegnativo, no? Un bel colore per me è l'azzurro. Ah, bello l'azzurro, è come il nostro studio, è fa un bel effetto. Lui è azzurro, però tifa nazionale Italia, per cui... Anche la nazionale, sì. No, siete una coppia di fatto ormai, possiamo sancirlo questo? No. No, di fatto no, ma di fatti sì, ma fatti nel senso proprio... Aspetta, perché Toti dice no, perché tra l'altro, siccome oggi è il giorno dedicato all'omofobia, alla transfobia, che ha istituito Napolitano nel 2004, dico, non so se state notando la mia preparazione, la mia conoscenza dell'argomento. Quindi oggi parlare di coppie di fatto è un argomento importantissimo, nel nostro caso no.
Siamo fatti in coppia, ma non una coppia di fatto. Molto bella anche questa. Sì, questo sì. Siamo insieme da sempre, perché il pubblico lo sa, ma lo ribadisco, noi siamo cugini, figli di fratello e sorella, per cui siamo insieme da sempre, ma coppia di fatto no, siamo due single che si vogliono bene, che stanno insieme, lavorano insieme e hanno cercato di prendere questa autostrada insieme. Ma io sottoscrivo quello che ha detto Toti, cioè noi abbiamo approfittato della vostra simpatia per celebrare in maniera leggera e con un sorriso la giornata contro la omotransfobia, a cui naturalmente ci sentiamo di aderire in pieno, nella parte seria, non nella parte del sorriso. Oltre insieme che fate? Che progetti avete adesso? Vabbè, oltre insieme abbiamo dei progetti teatrali, poi stiamo pensando probabilmente alla quarta serie, quella poliziesca, che sta dando bei risultati, e poi il progetto teatrale con il Teatro ABC faremo quest'inverno, saremo in scena con una trasposizione teatrale del film I Falsari, quello di Totò e Peppino, i due falsari, per cui sarà una trasposizione teatrale. Toti, insomma, sempre insieme rimanete, alla fine sempre così. Beh sì, anzi, a proposito, approfitto per chiederti una cosa, Michele. Se mettiamo in cantiere la quarta serie, c'è un personaggio bellissimo che abbiamo previsto, che è quello del presentatore del telegiornale. Tu te la sentiresti di farlo? Come no? Sarebbe un privilegio per me, grazie. Allora ti teniamo in considerazione. Grazie, farò il provino, provinatemi. No, provino ormai. Diciamo, va bene così. È molto bello, grazie. È stato bellissimo stare con voi. Michele. In bocca al lupo per tutto e grazie per aver passato. E ad Maiora sempre. Evviva. Come dicono i francesi. Buona giornata a tutti. Buona giornata anche a voi. Allora, ricordo che questa sera alle 23 c'è Insieme, quindi ce lo vedremo ancora, e poi c'è da dare un'occhiatina finale ai quotidiani. Sì, ho scelto un paio di notizie, una su tutte riguarda i bambini italiani, perché c'è questo report, dice che sono bravi in lettura, ma con il Covid siamo tornati indietro di 20 anni. C'è un'indagine di Icapiris, il 97% dei bambini di quarta elementare legge e comprende correttamente, il punteggio medio 537 è tra i migliori nel confronto dell'Unione Europea. Facciamo meglio di Germania, Francia e Spagna. E perché indietro allora di 20 anni? Perché praticamente in qualche modo sono stati condizionati, quindi questo ha complicato quello che poteva essere un percorso più facile. Però ci sono i punti deboli. Eccoli. E i punti deboli eccoli qui. Il 51% dei maturandi non raggiunge la soglia minima di competenze matematiche. Ma io credo di non averla mai raggiunta, non solo da maturando. E allora per gli esperti occorre innovare la didattica e rivedere la formazione iniziale e continua degli insegnanti. Quindi questa è stamattina un pensiero ai ragazzi che studiano, adesso si apprestano a chiudere l'anno scolastico, però indubbiamente è un momento dedicato per loro. C'è una notizia che ci deve fare riflettere, perché c'è un allarme del guru, cioè chi ha messo su l'idea dell'intelligenza artificiale dice che il settore va regolato come le armi nucleari. Caspita, come le armi nucleari. C'è stata un'audizione al Senato degli Stati Uniti di Sam Altman, che è il fondatore anche CEO di OpenAI, che è ChatGPT, diciamo. Siamo preoccupati per l'impatto sulle presidenziali, pensa, del 2024. C'è grande preoccupazione perché si rischiano delle fake. L'intelligenza artificiale, dice, è uno strumento e non una creatura, ma va tenuto a bada, limitato per legge e controllato da un'agenzia internazionale che fissi regole per tutti, come è stato fatto con armamenti nucleari. Queste sono le sue parole. Sì. Questa è una cosa serissima, perché durerà ancora, perché questa ricerca non è chiara a nessuno in questo momento, cioè fin dove possiamo arrivare, perché quello che abbiamo detto, ti ricordi Angelo, quel giorno quando abbiamo cominciato a parlare, è: arriverà l'intelligenza artificiale ad avere capacità senzienti, cioè come le nostre, perché quindi per il momento non ce le hanno, sono informazioni che gli diamo noi, gliene diamo, hanno capacità di fare operazioni e cose molto più veloci anche di noi, ma non hanno la capacità senziente, quella dei film. No? Allora, il rischio è questo. Il rischio è serio, perché
non è soltanto un giornale, sono tanti giornali che stamattina ne parlano, anche il Corriere, il papà di ChatGPT chiede regole, le cose possono mettersi male, audizione al Senato in un clima cambiato, rischi troppo grossi, ora si lavori insieme. Insomma, mi pare un allarme che va assolutamente preso in considerazione. Ma non c'è dubbio, questo sarà l'attenzione internazionale, una delle attenzioni, l'altra è naturalmente quello che succede in Ucraina, quello che succede negli equilibri mondiali, ma l'altra è proprio questo, lo sviluppo dell'intelligenza, fino a dove ci stiamo spingendo, se poi addirittura ci potrà sfuggire completamente di mano, la situazione fuori controllo. Va attenzionata. Torniamo a tempi, come dire, un po' precedenti, quando questi pericoli non c'erano. Il 17 maggio, accadde oggi, il 17 maggio del 38 nasceva il grande giornalista Gianni Minà, che purtroppo ci ha lasciato nello scorso marzo. Il 17 maggio del 53 a Roma è stato inaugurato lo Stadio Olimpico con Italia-Ungheria, quindi l'Olimpico c'era il 53, niente meno. 17 maggio del 55 a Firenze nasce il regista e attore Francesco Nuti, che salutiamo, purtroppo le sue condizioni fisico-psichiche non sono per niente buone, ma in ogni caso noi lo ricordiamo con grande affetto. Nel 65 a Roma nasce l'attore, comico, imitatore, sceneggiatore e regista Corrado Guzzati, che salutiamo, Corrado è un amico. Nel 72 a Milano purtroppo viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Nel 73, il 17 maggio, negli Stati Uniti cominciano le udienze in Senato dello scandalo Watergate, era il 73, pensate. Nel 90 l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, finalmente, e viene anche istituita la giornata mondiale contro l'omofobia, che è esattamente quella di oggi. 17 maggio è cominciata nel 1990. Nel 2003 invece a Casablanca in Marocco si susseguono in una notte una serie di attentati che sono attribuiti ad Al-Qaeda e ci sono stati purtroppo 40 morti. Il 17 maggio del 2003 con un referendum la Slovacchia è entrata nell'Unione Europea e poi il 17 maggio del 2009 nello Sri Lanka, la vecchia Ceylon, l'isola sotto l'India, dopo 25 anni di guerra civile si arrendono le tigri tamil. Ma non è tutto, perché il 17 maggio del 1890 a Roma, forse l'avete sentito sotto, al Teatro Costanzi c'è stata la prima esecuzione della cavalleria rusticana di Mascagni, ha inizio il verismo musicale italiano, non so se ci faranno sentire l'intermezzo, comunque un video bellissimo che ci aspetta. Grazie per essere stati con noi, Buongiorno Sicilia si congeda alle 8:46, vi dà appuntamento a domani. A domani. Scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta e là. Sotto il vento gelido, vada all'acqua nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta e là. Schiocchi la frusta e là. E là. Belle stelle, fare cavettiere, andar di qua e di là. Oh, che belle stelle, fare cavettiere, andar di qua e di là, andar di qua e di là. Schiocchi la frusta, di qua e di là. Schiocchi la frusta, di qua e di là. Aspetta casallora, che mamma mi consola, che tutta fedeltà. Aspetta casallora, che mamma mi consola, che tutta fedeltà.
cavallo scalpiti, i suona gli squillino, e pazzo ed io son qua.